4 persone sono state soccorse dal personale sanitario nella mattinata odierna per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Pradamano lungo la strada regionale 56. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati 3 veicoli in transito. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze provenienti da Udine e hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale sanitario ha preso in carico le 4 persone rimaste ferite. 2 sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Udine con la prima ambulanza, le altre 2 invece trasportate sempre all'ospedale di Udine con la seconda ambulanza in codice verde. Disagi alla circolazione. Più imprese di costruzioni, più imprese dei servizi, in particolare attività professionali, scientifiche, tecniche, immobiliari e finanziarie assicurative. In calo le imprese nell'agricoltura, nella manifattura e nel commercio. In Friuli Venezia Giulia le imprese crescono dello 0,34% nel 2023, 331 imprese in più, e i dati indicano in crescita o comunque stabili tutti i territori. Nel dettaglio, Trieste più 1,59%, pari a 249 imprese in più rispetto all'anno precedente, Gorizia più 0,54%, più 52 imprese, Pordenone più 0,09%, più 22 e Udine più 0,02%, più 8. Nel nord-est le imprese hanno registrato un più 0,47% rispetto al 2022, con Trentino Alto Adige più 1,02% e Veneto più 0,49%. In Italia in media crescono dello 0,70%. Queste alcune delle evidenze che emergono dai dati Infocamere sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023. Il focus per il Friuli Venezia Giulia è stato elaborato dal centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Prosegue il tour di presentazione tra i 12 comuni del distretto del commercio del Friuli Orientale. Commercianti, esercenti e piccoli artigiani di Remanzacco sono invitati in municipio, presso la sala consigliare, all'incontro di martedì 23 gennaio alle ore 20. A capo del progetto, che prevede azioni di marketing, infrastrutturazione urbana, soluzioni tecnologiche innovative, vi sono i 12 comuni estesi tra le strade statale 54 e regionale 56, per la precisione, Pavia di Udine, che è il capofila, poi Manzano, Corno di Rosazzo, San Giovanni a Nadisone, Trevignano Udinese, Chiopri Viscone, Butrio, Pradamano, Remanzacco, Moimacco, Prepotto e Premariacco. A introdurre il progetto saranno il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, e l'assessore alle attività produttive, Leopoldo Bonetti. Ad entrare nel merito è di Sommariva, il professionista incaricato di redigere il documento che darà avvio concreto al progetto della terziaria CAT di Udine, società di Confcommercio. Seguiranno proposte del pubblico e un confronto con le associazioni di categoria. Partner del progetto Confcommercio, Confersercenti e Confartigianato, in collaborazione con la Camera di Commercio Udine Pordenone e la Banca 360.